Ad aprire la manifestazione un gruppo di bambini con uno striscione che recitava "I bambini non hanno colpe", simbolo del messaggio di pace e umanità che ha unito i partecipanti. Migliaia di persone hanno sfilato oggi nel centro città in una manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza. Il corteo è partito dalla stazione ferroviaria e ha raggiunto Piazza Ferretto. Bisogna dare un segnale forte, la situazione è molto grave, è un genocidio in corso e dobbiamo fare tutto il possibile per sensibilizzare l'opinione pubblica. Questa tragedia a Gaza deve finire, che Netanyahu si deve fermare, che devono essere messe in campo tutte le azioni diplomatiche per fermare questo che è un massacro di popolazione civile, di donne e di bambini. In nome della Palestina, cioè per riconoscere un popolo, per riconoscere uno Stato, ma soprattutto per mettere fine a una strage che è in atto ormai da troppo tempo e che deve fermarsi. Alla mobilitazione hanno aderito la CGIL, movimenti locali, circoli culturali, Emergency, ANPI, Mediterranean Saving Humans e diverse forze politiche del centro-sinistra, tanti i cartelli e gli slogan contro la guerra e per la tutela dei diritti umani. La manifestazione di oggi vuole testimoniare, come ha fatto in questi anni, che questa città è a fianco della popolazione palestinese e contro non solo il genocidio, ma anche contro tutte quelle potenze, quelle forze e quegli interessi che il genocidio continuano a sostenerlo. Non siamo contro il popolo israeliano, siamo contro Netanyahu e questa carneficina di questi bambini e questa Gaza che sta sparendo per fare qualcos'altro.